Buongiorno, eccoci qua per una nuova lezione di yoga. Bene, cominciamo a aprire bene le spalle, lasciarle scendere bene lontano dalle orecchie. Appoggiamo le mani all'addome e ascoltiamo il nostro respiro. Ricordiamoci fare scendere il respiro giù bene, fino in fondo, dobbiamo sentire l'addome che si espande, il movimento dobbiamo sentirlo nella pancia. E poi incliniamo piano la testa da una spalla all'altra, movimento leggero. E ascoltiamo sempre come si muove la testa, come si muove il collo. Adesso uniamo anche il respiro. Inspiro dentro l'aria, espiro fuori l'aria. Inspiro dentro l'aria, espiro. Ancora inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Bene. Adesso sul braccio, su bene verso l'alto, immaginiamo di toccare il cielo, cogliere una stella. Poi incliniamo il braccio lateralmente, ci flettiamo anche un po' con il busto lateralmente. Poi lasciamo ricadere il braccio, lo lasciamo un attimo così. Su lo riportiamo verso l'alto, lo allunghiamo bene, lo facciamo scendere. L'altro braccio su, allungo bene, inclino, cerco di aprire bene anche qua lateralmente, lascio ricadere il braccio. Lo riporto verso l'alto e lo abbasso. Ancora l'altro braccio, su, allungo, allungo, inclino, spingo il braccio lontano, lo lascio ricadere come un'ala che si ripiega. Poi su, lo riporto verso l'alto e lo faccio scendere. L'altro braccio su, allungo bene, inclino, tendo il braccio lontano, lo spingo in lontananza. Lo lascio ricadere morbido, lo riporto verso l'alto e lo abbasso e rilasso. Adesso sciogliamo un po' le spalle, muoviamo una spalla per volta. Una spalla rimane ferma, l'altra su, sale bene verso l'orecchio. Poi in avanti, spingiamola bene in avanti, spingiamola bene indietro, su verso l'alto. Adesso nella direzione opposta, indietro, si abbassa bene, la spingo in avanti e su, la porto verso l'orecchia. Giù, rilasso. Ascoltiamo per un attimo la differenza tra una spalla e l'altra. Sentiamo che qua i muscoli hanno lavorato, che i muscoli sono svegli, sono attivi. L'altra spalla, su, bene verso l'orecchio, la spingo in avanti, indietro, indietro quanto possibile, poi su quanto possibile. Adesso la spingo indietro, verso il basso, in avanti e su. E rilassiamo. Bene. Palle belle larghe, senza chiudere la schiena, spazio nel torace, spazio nella schiena, spazio nelle spalle. Flettiamo la testa in avanti. Disegniamo dei cerchi nell'aria con la testa, lenti, ampi. Nell'altra direzione uniamo anche il respiro. Inspiro dentro l'aria quando porto indietro la testa, fuori l'aria quando la fletto in avanti. Nell'altra direzione, inspiro dentro l'aria, cambio ancora,
direzione, dentro l'aria, fuori l'aria. Bene, rilassiamo, spalle bene aperte, portiamo leggermente indietro la testa, senza chiudere le cervicali. Apriamo e chiudiamo lentamente la bocca, cerchiamo di arrivare a spalancarla completamente. Ancora. Facciamo ancora una volta. Bene, raddrizziamo la testa, flettiamola in avanti, portiamo piano, lento da una spalla all'altra. Bene. Adesso con il mento disegniamo delle piccole V nell'aria. Quindi la testa va, il mento va lateralmente, poi torna al centro, poi dall'altra parte, ritorna al centro. Ancora, movimenti leggeri, tutto il collo rilassato. Bene. Portiamo le braccia tese in avanti, chiudiamo i pugni, lasciamo stesi solo gli indici, i pollici sono all'interno, quindi chiudo così, poi stendo gli indici. Braccia ben tese in avanti, anche le spalle spinte in avanti, disegniamo dei cerchi. Devono muoversi le braccia, devono muoversi anche le spalle. Rilassiamo, teniamo la posizione delle mani. Ancora avanti le braccia e nell'altra direzione. Acceleriamo un pochino se riusciamo e rilassiamo completamente, sciogliamo un po' le braccia. Facciamo un bel movimento sciolto, morbido, fluido. Rilassiamo. Ascoltiamo ancora, spalle ben aperte. Sentiamo l'energia che si muove nelle spalle, nel collo, nelle braccia, fino alle dita delle mani, fino ai palmi delle mani. Portiamo un attimo i palmi delle mani verso l'alto, lasciamo appoggiato il dorso delle mani alle cosce. Ascoltiamole un attimo le nostre mani. Sentiamo, le mani sono immobili, ma sentiamo tutto quello che si muove, tutto quello che vibra all'interno delle mani. La vita che scorre, l'energia che scorre dalle nostre mani. Bene, adesso portiamo in avanti un braccio, l'altra mano sulla spalla. Passiamo la mano sopra il braccio, premendo con forza con la mano sul braccio, poi sotto il braccio e poi lo portiamo alla spalla opposta. Ancora una bella pressione della mano sul braccio. E rilassiamo e ascoltiamo ancora. Adesso ascoltiamo tutto quello che si muove sul braccio, sulla pelle del braccio, all'interno del braccio. Poi l'altro braccio teso, prendiamo sempre bene con la mano, arriviamo fino alla mano, poi portiamo la mano fino all'ascella e poi all'altra spalla. Ancora. E rilassiamo, abbandoniamo ancora le braccia, ascoltiamole ancora per un attimo. Adesso solleviamo un ginocchio, mani intrecciate sul ginocchio, giù bene le spalle, cerchiamo di spingere bene la colonna vertebrale verso l'alto e le spalle lontano dalle orecchie, giù le spalle sulla colonna. Teniamo un attimo questa posizione. Lasciamo su l'altro ginocchio, giù le spalle sulla colonna. Cerchiamo di allungarla bene verso l'alto. Lasciamo. Ancora, mani intrecciate sul ginocchio,
sulla gamba. Adesso ci flettiamo in avanti, adesso incurviamo le spalle, flettiamo anche la parte superiore della schiena, cerchiamo di portare la fronte verso il ginocchio, ma dove arriviamo va bene, non forziamo. Poi ritorno, l'altra gamba su il ginocchio, inspiro, espiro giù, mi fletto, porto la fronte verso il ginocchio, incurvo anche le spalle. Poi su, mi riporto verso l'alto. Adesso apriamo le braccia, spingiamole bene lontano, spingiamole un po' anche indietro. Adesso portiamole indietro le spalle, spingiamole indietro. Poi in avanti, intrecciamo le dita delle mani, palmi delle mani in avanti, dorso delle mani che guarda il corpo, allunghiamo ancora bene in avanti braccia e spalle. Poi su, allungo, adesso prendo i gomiti, mi inclino da una parte, inspiro, espiro, fuori il respiro, ancora inspiro, inspiro e ritorno, allungo bene le braccia verso l'alto e le faccio scendere lentamente, rilassiamo ancora, spalle bene aperte. Incliniamo ancora piano la testa da una spalla all'altra. Bene. Adesso facciamo questo movimento con il tronco, con la parte superiore del corpo. Ci spingiamo lateralmente su e ci allunghiamo. Scendiamo. Su, dentro il respiro, inspiro. Inspiro, allungo, respiro, accorcio. Inspiro. Su, ancora, su bene a lungo inspirando, espiro, torno al centro, rilasso. Adesso facciamo una torsione, sempre tutto con leggerezza, braccia tese in avanti, inspiro dentro l'aria, espiro, ruoto sul lato, la mano sulla spalla, l'altro braccio lo passo dietro alla schiena. Torno, inspiro, 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 torno, allungo le braccia e rilasso, le abbandono. Facciamo la posizione del fiore chiuso e del fiore aperto. Chiudiamo i pugni, incrociamo le braccia sul petto, poggiamo le braccia sul petto e ci chiudiamo, incurviamo le spalle e immaginiamo di essere un piccolo fiore con tutti i petali raccolti. Ma arriva un raggio di sole e chiama il sole, lo chiama ad aprirsi, lo chiama a sbocciare e piano piano il fiore comincia ad aprirsi. Solleviamo lentamente la schiena, cominciamo a separare lentamente le braccia, apriamo le dita delle mani come se fossero i petali di un fiore e fermiamoci un attimo così, troviamo una posizione comoda per le braccia, portiamo il viso e i palmi delle mani verso l'alto e immaginiamo di essere un piccolo fiore completamente schiuso, aperto alla luce, aperto al cielo.
Immaginiamo di vedere il cielo sopra di noi, un cielo azzurro con delle piccole nuvole bianche. Vediamo che passano delle rondini e poi piano piano ci richiudiamo. Torniamo nella posizione del fiore chiuso. Il fiore comincia ancora a raccogliere tutti i suoi petali, si racchiude, ma porta la luce, porta il cielo tra i suoi petali, li porta dentro di sé, nel profondo. Stringiamo questo tesoro al cuore, il tesoro della luce, il tesoro del cielo. E poi piano piano sciogliamo la posizione. Ci risolleviamo, rilassiamo le braccia, distendiamo. Adesso facciamo una bella flessione in avanti. Inspirando allunghiamo la colonna, espirando ci flettiamo in avanti, portiamo leggermente indietro le braccia, cerchiamo di scendere quanto possiamo, sempre senza forzare. Poi su, inspirando con leggerezza, portiamo le braccia verso l'alto, e espirando fuori il respiro, scendiamo ancora, su, inspiro, vado verso l'alto, espiro, scendo. Rimaniamo un attimo così, lasciamo pesare la testa, le braccia, le spalle. Poi ci risolleviamo con calma, appoggiamo le mani sulle cosce, rilassiamo. E terminiamo ascoltando ancora il nostro respiro. Portiamo le mani sull'addome, lasciamo fluire il respiro spontaneamente, senza forzare. Cerchiamo soltanto di rallentare un po' il ritmo del respiro. Rallentare un po' ogni ispirazione, ogni pausa, ogni espirazione. E facciamo in modo che ogni respiro sia un soffio di calma, di tranquillità, di pace che entra dentro di noi. Bene, vi ringrazio, la lezione di yoga è finita, ci incontriamo ancora presto.